Antonio Pili, state festeggiando, la domanda è cosa state festeggiando? Sicuramente la vittoria dei playoff di promozione, il salto di categoria ancora non c'è, ma voi state spingendo perché ce la venga. Noi stiamo festeggiando un'annata strepitosa, stiamo festeggiando una grande annata. Penso che, senza nulla togliere a chi è arrivato dopo, lo capisca chi c'era dall'inizio. Sono uno di quelli, con Chicco, Simone Orru, Vincis, Sheriff, no Marcos, tu sei arrivato dopo, Cristian, insomma quelli che c'eravamo dall'inizio. È stata un'annata strepitosa. Dall'inizio in cui poi siete stati molto dietro, esatto. quasi al limite dei playout, poi c'è stata questa grandissima risalita. È stata un'annata strepitosa perché io mi ricordo bene, dopo l'aspetta che stanno arrivando, guarda. No, te alla pesca no. Siamo stati dopo la partita con la Nusei, che abbiamo pareggiato 2-2 alla fine. C'è stato un cambio, ma non un cambio insomma di rotta proprio. Qualcuno è andato via, ma senza nulla, cioè non voglio criticare chi è andato via o chi è arrivato, è stato un cambio e da là abbiamo cominciato a macinare. Non mi ricordo quanti risultati utili abbiamo fatto, tanti, ma grazie a una dirigenza, lo staff tecnico e qua fatemelo dire soprattutto a noi, perché abbiamo compattato, siamo chiusi là dentro, abbiamo iniziato a lavorare sodo, abbiamo iniziato a macinare, è stata un'annata strepitosa. Ecco, siccome in quel cambio di rotta siete arrivati a toccare il vertice, in genere c'è quell'ascesa che poi non vi fa più crollare, è stato bravo un po' la Nusei a riprendere la vetta e vi siete comunque goduti il secondo posto e queste finali. Io dico una cosa, se è andata così ha meritato il Lanusei, Noi siamo arrivati là forse che eravamo a +2 se non sbaglio. Hanno fatto una gran partita, hanno vinto, merito a loro, come ho detto anche settimana scorsa. Parlare del passato tanto è inutile, è andata così. Se noi siamo arrivati ai playoff vuol dire che meritavamo i playoff, abbiamo vinto i playoff, vuol dire che abbiamo meritato di vincere questi playoff. Poi e ci vuole l'eccellenza, ci vuole. Ma io dico che l'eccellenza è una conseguenza. È una conseguenza di quello che abbiamo fatto durante tutto l'anno, ecco. È giusto così forse. Noi adesso aspettiamo, però nulla toglie alla grande stagione che abbiamo fatto, a questo grande gruppo. Anche grande pubblico, no? Grande pubblico. Io speravo di vederlo ogni domenica così, però ci sta, è una cosa logica che le vittorie portano gente, quindi è una cosa logica. Però io veramente ho fatto un discorso ai ragazzi prima della partita, lo faccio sempre, ma li ho ringraziati. Spero solo di aver lasciato il 5% di quello che ognuno di loro hanno lasciato a me, perché veramente prima di giocatori sono stati uomini, è stata un'annata particolare, grazie allo staff tecnico ci ha lasciato tanto, ci ha lasciato veramente tanto in ognuno di noi. È andata così perché l'abbiamo meritato, l'abbiamo voluto, durante gli allenamenti abbiamo sofferto, abbiamo stretto i denti. Ecco Antonio, mi vuoi agganciare a questo tuo discorso, l'emblema è la parete perché avete sofferto nel primo tempo. Abbiamo sofferto tanto, complimenti a un quarto che, come la vedo io, meriterebbe anche il quarto, il salto di categoria, non solo noi. Però noi l'abbiamo voluta perché in settimana ci siamo parlati e abbiamo detto dobbiamo dare veramente tutto e penso che l'abbiamo dato grazie a un Contu che è un miracolato, ha fatto 3 gol in 2 partite questo qua, non segnava da 20 anni veramente. Ecco, là ha stupito un po' tutti, avete vinto, sì ci si poteva aspettare una vittoria, ma che fosse decisivo Contu sì. Forse un po' meno. Ma penso anche perché ha fatto gol di destro. Ha fatto gol di destro che lo usa solo per accelerare, penso, però davvero. È stata la vittoria del gruppo, della società, credo che questa società, scusate, ho bevuto troppa birra, meriti veramente il salto di categoria perché non ci ha fatto mancare niente dall'inizio alla fine e soprattutto lo meritano tutti loro, lo merita il Tortolì, paese, città, speriamo bene, però quello che verrà ci prenderemo.
Grazie Antonio, complimenti Grazie e a niente, voi. speriamo in un'eccellenza. No? Speriamo, grazie. Grazie.